Il popolo napoletano è un popolo di magna maccaruna. La mia generazione ha mangiato pasta almeno 2 volte al giorno e si vede naturalmente, ma oggi almeno una volta non ce lo facciamo mancare. E sono sicuro che se apro una qualunque delle vostre dispense troverò 30 pacchetti di pasta e poi trovo un triste, un solo pacchetto di riso nascosto alla dreta, e che la volta che lo vogliamo usare dice controlla sia mai fosse scaduto. Esatto. Eppure sapete che fino al 600, grosso modo, noi eravamo chiamati magnafoglie, non magnamaccaruna. Sì, la Campania Felix era generosissima e ci dava scarole, cavolo cappuccio, torselle, friarielli, che li tenevamo solamente noi. E noi mangiavamo copiosamente queste foglie in una sorta di manesta ammaratata con la carne, per cui eravamo detti appunto magnafoglie. Ma nel 600, dicevo, in quell'ansa di mare fra Castellammare, Torre Annunziata, Gragnano, si sviluppa l'arte del maccherone. Noi ci innamoriamo dei maccaroni, smettiamo di essere magnafoglie e diventiamo assolutamente, appunto, magnamaccaruna. E il maccherone entra anche nella lingua napoletana, tant'è vero se in italiano, che ne so, lui ha capito l'antifona, si dice ha mangiato la foglia, in napoletano diciamo chi ha mangiato i maccaroni. O maccarone è anche una persona stupida, diciamo un sempliciotto. Se uno viene invitato a un'occasione favorevole, sta invitando a carne e maccaruna, veramente mi sta invitando a nozze, è la soluzione migliore. Se le cose cambiano improvvisamente, aiuta a finire la carne sotto e maccaruna coppa. Oppure se le cose vanno benissimo, è venuto un maccarone dentro casa, cioè si sta sciasciando nel formaggio. E i maccaroni poi sono qualcosa di concreto. E chiacchiere se porto vento e maccarone regnano a panza. Quando a caurare volla, vottaci subito i maccaroni. Questo è un consiglio perché sia negli affari che nell'amore bisogna cogliere il momento opportuno. E la fantasia dei pastai poi è stata straordinaria. Abbiamo delle paste, dei nomi di una grandissima fantasia, le farfalle, le pennette, gli spaghetti sono il formato più diffuso, simbolo dell'italianità nel mondo. Basti dire che oggi gli spaghetti western è il simbolo del western all'italiana. Ci sono nomi che traggono dalla storia, i tripolini dalla capitale libica, che ne so, le mafaldine da Mafalda di Savoia, i manfredi da Manfredonia, da Manfredi di Svevia. Il formato più antico del mondo è sicuramente da l'agana, questa spianata di acqua e farina tagliata in maniera più o meno irregolare, e se la lagana, da cui poi lasagna naturalmente, e il più antico, il più moderno, insomma, se lo contendono la calamarata, gli scialatielli, grosso modo. Altri nomi vengono dall'abbigliamento, le trenette, piccole trine, le bavette, quelle dei bambini, le maniche, le mezze maniche, insomma, i nomi sono di grandissima fantasia. Il maccarone più pregiato è ovviamente un maccarone zite, un maccarone alla zite, sì, è il maccherone che si preparava in occasione del matrimonio della zita, quindi della ragazza che prende marito, quindi assolutamente quello di miglior qualità. Cugini diretti lo maccaronatizzo sono i rigatoni, ma i napoletani amano invece un formato straordinario che è la pasta miscata. Ma fra tanti nomi quelli che vincono in fantasia sono 2 nomi attribuiti a 2 formati di pasta piccolissimi, l'Ave Maria o Padre Nostro. Sì, erano talmente piccoli che fin quando non c'era il tempo di cottura e la pasta si assaggiava di cottura e di sale, in questo caso non c'era il tempo e allora si diceva che bastasse recitare 2 Ave Marie e la pasta era pronta. Poi c'erano i Padre Nostri lievemente più grandi, e perché si sa, il Padre Nostro dura un po' di più dell'Ave Maria. O Calendario Napoli 2026, il calendario della napoletanità. Ogni giorno un cartello di Pasquale De Stefano, detto Pasquale Numarara, e un motto napoletano commentato sarcasticamente da Amedeo Colella, che sono io. O Calendario Napoli 2026, perché i ritti antichi non falliscono mai.